A tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Vaccini cercasi, il titolo che abbiamo dato alla puntata di questa sera, durante la quale cercheremo di fare un po' di chiarezza sul tema dei vaccini, sul tema dei delle varianti. La settimana scorsa si era conclusa con l'idea, con l'auspicio che riaprissero gli impianti da sci. Le cose sono andate diversamente e nell'arco tra il fine settimana e l'inizio di questa settimana qualcuno addirittura ha iniziato a parlare di lockdown. Quanto ci devono preoccupare queste varianti del virus in circolazione? In che misura sono presenti in Friuli Venezia Giulia? Servono nuove misure restrittive? Poi qual è la situazione per quanto riguarda i vaccini? Quando le varie categorie potranno accedere alla somministrazione? Sono questi alcuni dei temi che affronteremo nel corso di questa puntata. Vado allora subito a presentarvi gli ospiti. Saluto e ringrazio per la sua presenza il professor Fabio Barbone, epidemiologo, che è a capo della Task Force Sanitaria Regionale. Grazie per essere con noi, grazie per il contributo che ci darà a fare un po' di chiarezza. Saluto anche Gianna Zamaro, direttore della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie anche a lei per la presenza. In collegamento con noi via Skype abbiamo Carlo Tascini. Buonasera, ben ritrovato, grazie anche a lei per la partecipazione, direttore della clinica delle malattie infettive dell'ospedale di Udine, dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per la precisione. Grazie allora anche a lei. Io comincerei subito con una domanda al professor Barbone, perché nel corso di questa giornata si è cominciato a parlare dei futuri colori delle regioni. Sappiamo insomma quanto questo tema sia sentito dai cittadini e quanto sia sentito anche dalle categorie che sono poi quelle, diciamo, maggiormente penalizzate dalle misure restrittive. Ebbene, qualcuno ha detto che tra le regioni a rischio di passaggio in arancione ci sarebbe anche il Friuli Venezia Giulia. Le chiedo, professor Barbone, è così? Ci sono le condizioni per un passaggio dal giallo all'arancione della nostra regione? Noi oggi abbiamo fatto la rendicontazione settimanale riguardante appunto la settimana conclusa con il 14 di febbraio. Abbiamo ovviamente fornito i dati al Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto a tutti i 21 parametri che vengono utilizzati per definire poi il livello di rischio e il livello di impatto della nostra regione rispetto all'epidemia. Devo dire che tutti i parametri di questa settimana sono stati verificati in discesa. Sono in discesa l'incidenza, cioè il numero dei nuovi casi della settimana, secondo i due livelli di flusso, Protezione Civile e anche l'Istituto Superiore di Sanità. Sono in discesa il numero dei focolai attivi, sono in discesa i nuovi focolai, sono in discesa, continuano ad essere in discesa anche i parametri riguardanti l'impatto sugli ospedali, quindi rispetto al numero di posti letto occupati in area medica e anche in terapia intensiva. Il famoso parametro dell'RT, che è utilizzato in particolare poi per le scelte della colorazione delle regioni, è anch'esso in discesa, è un calcolo complesso col quale ci confrontiamo settimanalmente con l'Istituto Superiore di Sanità. Noi lo vediamo in discesa, ma ricordiamo che il parametro dell'RT riguarda sostanzialmente almeno 14 giorni, la situazione di 14 giorni fa. In ogni caso io, per quel che riguarda i nostri parametri e la valutazione appunto dei nuovi casi, vedo tutto la situazione in miglioramento. Chiaramente la nostra regione ha ancora un'incidenza elevata, ma rispetto a 3 settimane fa siamo circa al 50% dei casi diciamo rispetto al 15-20 di gennaio. Ecco, per tornare all'RT, l'indice sul quale appunto si concentra l'attenzione, era tornato a salire sopra 1 in Friuli Venezia Giulia, venendo agli ultimi due dati disponibili. Eravamo a 1,03, la scorsa settimana eravamo a 0,98 e quindi scendiamo ulteriormente.
La nostra stima che abbiamo fatto oggi in base ai dati a disposizione dà un valore dell'RT intorno a 0,78. È una stima complessa che definisce certamente il numero di riproduzione, quindi il numero di nuovi casi che derivano da un caso. Noi riteniamo sia in forte discesa, il trend dell'RT è in forte discesa rispetto alle ultime 2 settimane. Mi auguro che anche la stima, che ripeto è molto complessa, che viene fatta dall'Istituto Superiore di Sanità col supporto della Fondazione Bruno Kessler di Trento, spero che confermi le nostre stime. Come si diceva, un altro punto attenzionato è quello relativo all'ospedalizzazione. La scorsa settimana eravamo scesi sotto alla soglia di guardia per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto Covid nelle aree mediche, eravamo ancora sopra invece per quanto riguarda le terapie intensive. La situazione è ancora questa? La situazione rispetto alle terapie intensive mostra un miglioramento nell'ultima settimana, ma siamo ancora al di sopra della soglia del 30%, che sostanzialmente la soglia è a 53 posti letto occupati in terapia intensiva. Noi ci stiamo avvicinando nella discesa, speriamo che questa discesa possa continuare e toglierci anche questo parametro, che è un parametro non tanto di rischio ma di impatto per la sostenibilità del sistema ospedaliero e ovviamente per la numerosità dei casi gravi e severi che richiedono evidentemente un'equipe particolarmente e delle attrezzature particolarmente sofisticate. E allora andiamo subito dal dottor Tascini per farci raccontare appunto com'è la situazione negli ospedali, qual è la situazione che appunto lei vive quotidianamente. Questo quadro che ci ha descritto il professor Barbone è effettivamente così? Beh sì, stiamo vedendo una riduzione dei ricoveri in area medica, un po' meno in terapia intensiva, però i malati che stanno in terapia intensiva si sa che hanno una durata del ricovero abbastanza prolungata, quindi liberare i letti di terapia intensiva è più difficile rispetto a liberare i letti delle aree mediche. Quello che diceva il professor Barbone sulla riduzione dell'RT e sulla riduzione dell'incidenza lo stiamo vedendo. Ovviamente sull'ospedale la pressione e i numeri si riducono in genere 10-15 giorni dopo quelli dei nuovi casi, quindi è normale che ancora ci siano dei ricoverati, però il numero totale dei ricoverati sta scendendo e stanno scendendo i ricoverati in area medica. È ovvio che arrivano ancora dei malati gravi perché i casi ci sono e quindi alla fine in percentuale ci sono casi gravi, quindi la situazione è in netto miglioramento, però ancora bisogna stare attenti. Adesso c'è il tema delle famose varianti che preoccupa. Anche qui abbiamo sentito a livello nazionale diversi esperti esprimersi, alcuni con toni decisamente allarmistici, altri meno. C'è già chi ha chiesto il lockdown degli esperti proprio per evitare di generare panico tra i cittadini o comunque confusione. Ecco, sul fronte di queste varianti lei come vede la situazione, l'evoluzione della situazione? Ma guardi, io le esprimo il mio parere personale, cioè avere delle varianti su un virus RNA è una cosa normalissima. Cioè abbiamo visto l'influenza, l'epatite C, il virus dell'HIV. Purtroppo per la loro natura i virus RNA mutano. Quindi adesso non possiamo inseguire la singola mutazione puntiforme, dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo anche dal punto di vista clinico. Ora, noi non abbiamo contezza, almeno questo è quello che le posso dire io dal mio punto di vista, dopo più di 2000 pazienti ricoverati, eccetera, che non abbiamo reinfezioni o infezioni in vaccinati casi gravi. Quindi queste mutazioni magari sono importanti per la diffusione dell'infezione nel territorio, eccetera, e vanno rispettate, però adesso dalla singola mutazione puntiforme a passare a scelte politiche così importanti, io adesso aspetterei un attimo. Non abbiamo, appunto, dico, contezza del fatto che queste varianti determinano reinfezioni o malattie gravi nei vaccinati.
Se c'è un aumento dell'incidenza ce lo diranno gli epidemiologi e si prenderanno delle decisioni in tal senso. Adesso io sarei più cauto, insomma, di questo. Adesso oggi ci hanno parlato della variante nigeriana, eccetera. Ci sono delle mutazioni che devono essere tenute sotto controllo. Le sequenze devono essere fatte e poi vedremo quali sono anche le ripercussioni sulla gravità e sulla diffusione. Allora torno dal professor Barbone, restando in tema varianti. Al momento nella nostra regione sono stati identificati dei casi di variante inglese ma non altre varianti, giusto? Sì, confermo assolutamente. Abbiamo visto 17 casi su 343 che erano di campioni che erano adatti per questo tipo di analisi. Direi che confermo anche quello che ci ha detto il professor Tascini, non possiamo ancora dire davvero se questa variante inglese o altre varianti davvero avranno una maggiore infettività, come talune osservazioni ci hanno detto, ma davvero non sappiamo, non abbiamo evidenza che possano essere casi più gravi. Dobbiamo anche escludere che un'eventuale maggiore diffusione attribuita a una variante non sia legata magari a sottogruppi della popolazione che potrebbero avere comportamenti diversi anche rispetto ad altri gruppi della popolazione nei quali magari ci sono stati meno contatti. Quindi diciamo sicuramente manteniamo altissimo il livello di attenzione, ma non facciamo certamente terrorismo su questo. Direi che quello che è fondamentale è mantenere per tutte le adeguate misure di prevenzione che stiamo portando avanti da tanti mesi. E allora torneremo a parlare di varianti, di sequenziamento del virus, anche per capire che cosa si fa proprio sul nostro territorio regionale. Ci fermiamo per la pubblicità, poi cercheremo di capire quali novità legate alla campagna vaccinale, della quale peraltro ha parlato nel suo intervento di questa mattina al Senato anche il Premier Mario Draghi. A tra pochissimo. Di nuovo insieme con Elettroshock per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'evoluzione di questa pandemia. Nella prima parte abbiamo sentito il professor Barbone che ci ha raccontato di una situazione in Friuli Venezia Giulia che vede i principali parametri in miglioramento. Insomma, ci ha detto non ci sono le condizioni, poi insomma attenderemo ovviamente le comunicazioni ufficiali, non ci sarebbero le condizioni per un passaggio in arancione del Friuli Venezia Giulia, come si era vociferato nel corso della giornata, e anche il famoso indice RT continua la sua discesa. Come dicevamo, c'è il tema poi della campagna vaccinale. Faremo un po' il punto rispetto a quanto sta accadendo nella nostra regione, ma prima sentiamo le parole pronunciate questa mattina in Senato dal Premier Mario Draghi, che nell'indicare le priorità d'azione ha parlato appunto anche della campagna vaccinale. Sentiamo che cosa ha detto. Questa situazione di emergenza senza precedenti impone di imboccare con decisione e rapidità una strada di unità e impegno comune, il piano di vaccinazione. Gli scienziati in solo 12 mesi hanno fatto un miracolo. Non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno. La nostra prima sfida è, ottenute nelle quantità sufficienti, distribuirlo rapidamente ed efficientemente. Abbiamo bisogno di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari. Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, che spesso non sono ancora pronti. Abbiamo il dovere di rendere possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. Facendo tesoro dell'esperienza fatta con i tamponi, che dopo un ritardo iniziale sono stati permessi anche al di fuori della ristretta cerchia di ospedali autorizzati. E soprattutto imparando da Paesi che si sono mossi più rapidamente di noi
disponendo subito di quantità di vaccini adeguate. La velocità è essenziale non solo per proteggere gli individui e le loro comunità sociali, ma ora anche per ridurre le possibilità che sorgano altre varianti del virus. Sulla base dell'esperienza dei mesi scorsi, dobbiamo aprire un confronto a tutto campo sulla riforma della nostra sanità. Il punto centrale è rafforzare e ridisegnare la sanità territoriale, realizzando una forte rete di servizi di base, case della comunità, ospedali di comunità, consultori, centri di salute mentale, centri di prossimità contro la povertà sanitaria. È questa la strada per rendere realmente esigibili quelli che sono chiamati livelli essenziali di assistenza e affidare agli ospedali le esigenze sanitarie acute, post-acute e riabilitative. La casa come principale luogo di cura è oggi possibile con la telemedicina, con l'assistenza domiciliare integrata. Queste le parole del Premier Draghi. Vado allora adesso dalla dottoressa Zamaro. Diversi punti toccati a partire da una mobilitazione generale che ha come obiettivo, una volta ottenute le quantità necessarie e sufficienti di vaccini, di distribuirle rapidamente e in maniera efficiente. Da quando è cominciata questa campagna sono un po' cambiate, diciamo così, le regole del gioco. Ci sono stati diversi problemi per quanto riguarda le forniture che hanno costretto anche nella nostra regione a rivedere, a riorganizzarsi. Insomma, rispetto a quello che era il piano in origine ci si è dovuti riadattare tenendo conto appunto di questo problema di base e di carenza di materia prima. Ad oggi però possiamo contare su numeri importanti. Si è partiti con gli operatori della sanità, adesso ci sono appunto gli over 80 che si stanno vaccinando. Facciamo un po' il punto della situazione. Sì, dunque, certamente ci sono stati dei piccoli problemi riguardo alle forniture di vaccino, specialmente la prima partita, quella di Pfizer. Abbiamo ricevuto poche dosi del vaccino Moderna, tutti e due legati in realtà a una catena del freddo, quindi difficilissimi anche da poco maneggevoli, ecco, per dire. Mentre adesso abbiamo anche il terzo vaccino che è AstraZeneca e che è più, diciamo così, più duttile. Con una particolarità: mentre gli altri due primi vaccini possono essere utilizzati in tutte le persone, AstraZeneca è consigliato, almeno da AIFA e dal nostro Ministero, alle persone al di sotto dei 55 anni e al di sopra dei 18 anni e soprattutto senza patologie, ecco, quindi questo è diciamo, il target. È questo che ha cambiato un po', perché noi siamo partiti con una priorità che era la priorità dettata anche dalla struttura commissariale del Ministero, che era quella di vaccinare il personale sanitario, sociosanitario e le persone ospiti delle residenze protette per anziani, perché lì si era verificata in tutta Italia ma anche in tutta Europa, oltre che da noi, una diciamo, letalità piuttosto elevata se paragonata con altre diciamo, popolazioni o classi di popolazione. Quindi si è iniziato con questo. E devo dire che la grande soddisfazione è stata quella di vedere anche oggi appunto su 30.000, 31.000 diciamo così, persone che come target noi immaginavamo, ad oggi 29.000, quasi 30.000 persone del personale sanitario e sociosanitario si sono vaccinate. Quindi questo è, perché io ringrazio tutti perché è un sintomo, è un segno di grande responsabilità. E anche nelle residenze protette abbiamo avuto una buona adesione e adesso chiaramente ci rivolgiamo alla popolazione anche fragile, molto fragile, che sono gli over 80. Gli over 80 sono 108.000 più o meno nella nostra regione, di cui 15.000, forse un po' meno, sono
molto fragili e quindi necessiteranno di una chiaramente inoculazione del vaccino a domicilio, non tutti peraltro. Quindi i distretti si stanno attivando e sono iniziate queste procedure. Ecco. Devo dire che anche qui c'è stata un'adesione molto forte, sui 108.000, 64, quasi 65.000 prenotazioni. E questo è molto importante. Devo dire anche che ci sono state, cioè la prenotazione che si può fare attraverso il call center, che ha un determinato numero di linee a disposizione e la possibilità anche di prenotare nelle farmacie della nostra regione. Ricordo che sono 400 le farmacie della nostra regione e quasi tutte aderiscono a questa iniziativa. Questo ha fatto sì che si stemperasse un po' il sovraffollamento, anche se ci sono state delle code. Perché? Perché le persone, in realtà, quando tu apri una porta, le persone tendono, diciamo, a voler uscire o a voler entrare, no? E quindi il fatto di poter prenotare il proprio vaccino, di essere vaccinati dopo tutto questo tam tam della prima fase, della seconda fase, di questa letalità, di questi malati, allora tutto questo ha portato sicuramente le persone a sovraffollare i posti. I contingenti vaccinali però sono quelli, quindi noi di settimana in settimana possiamo vaccinare quel numero di persone finché non ci saranno date dosi maggiori. E ha fatto sapere oggi il vicepresidente Riccardi che ieri sera hanno raggiunto quota 64.200 le prenotazioni degli over 80, oggi è stata inoculata la dose a 2.503 anziani, appunto numeri importanti si diceva. E allora io direi di proporre il contributo relativo proprio ai primi anziani che tra Udine e Pordenone si sono messi in fila per la somministrazione. Molti di loro erano davvero emozionati, non vedevano l'ora di vaccinarsi. Per molti di loro il primo pensiero è andato ai nipoti, a poter tornare a avere con loro un contatto in sicurezza, contatto che insomma è mancato in molti casi per tanto tempo. Allora vediamo insieme il contributo. Allora, lei ha appena fatto il vaccino, è contenta? Come si sente? Sollevata un po' almeno. Aveva paura, voleva a tutti i costi? No, ci tenevo, insomma, spettacolo per tutti. Come si sente adesso? Bene, bene, bene. Bene? Sì. È contenta? Sì. Grazie. Dopo devo ritornare adesso il 9 di marzo. Ma quanti anni ha? Tanti? Non si può dire quanti. E va a vaccinarsi, è contenta? Cosa significa? Mi hanno detto di fare questa cosa e la faccio, no? Saremo sicuramente dopo. Questo periodo in attesa del vaccino? Particolarmente a casa sostanzialmente, insomma, no? Che un po' di preoccupazione, perché l'età c'è, insomma, qualche acciacco anche, no? E quindi sostanzialmente a casa quasi recluso, diciamo. No? Adesso si sente un po' più libero con il vaccino? Proprio del tutto no, perché sappiamo che ancora non è che abbiamo risolto il problema, quindi aspettiamo la seconda dose e poi vedremo come andrà, insomma, no? Ed è contento di vaccinarsi? Certo. Non aspettava... Magari prima. Dopo la partenza di ieri a San Vito, anche a Pordenone è cominciata la vaccinazione anti-Covid per la popolazione ultraottantenne. Alle 3 in punto di questo pomeriggio, nella struttura di Via Piave a Torre, è stata effettuata la prima somministrazione agli anziani dell'area pordenonese. Ok, va bene, allora non ci sono problemi. Da che parte facciamo il vaccino? Diciamo tranquillo. Io sono un po' duretta, anche se la mia età. Se l'emozione può essere la fragilità magari dell'età, ma per fortuna oggi non mi ha raggiunto ancora. Mi arriverà quando magari sentirò qualche sintomo. Comunque no, adesso mi sento bene, insomma. Una cosa di sicurezza per lei e anche per i suoi cari. Soprattutto per i nipoti. Perché ha voluto fare il vaccino? Per essere più sicuro, per essere più libero anche un poco. E per tutti sì, che io ho 2 nipoti e voglio anche per loro, insomma.
Io ho 2 figlie, una a Padova e una a Milano, non posso vedere, è nato anche un bambino, adesso sono quasi un anno che non le vedo. E adesso che si è fatta il vaccino forse pian piano sarà meglio? Sì, così mi hanno detto, speriamo. Signora, lei ha fatto il vaccino oggi, tra i primi? Sono stata la prima a chiederlo. È contenta? Altro che? Queste erano le testimonianze di alcuni nonni, abbiamo sentito un po' in sospeso, in difficoltà, non poter avere una relazione con i nipoti. Ma che cosa cambiano effettivamente questi vaccini? Lo chiederemo ai nostri esperti dopo la pubblicità, tra poco. Allora, stavamo parlando prima della pubblicità dei vaccini, abbiamo sentito anche le interviste ad alcuni over 80 che in questi giorni appunto si sono visti somministrare l'antidoto. Li abbiamo sentiti emozionati, contenti di vaccinarsi anche per poter in qualche maniera recuperare un po' di libertà di movimento e anche con la speranza di poter presto riabbracciare i nipoti. Torno allora dal dottor Tascini per capire che cosa cambia effettivamente con questi vaccini. Li abbiamo insomma tanto attesi, mi pare di aver capito che un primo effetto diciamo misurabile già c'è e riguarda i contagi, anzi i non nuovi contagi tra gli operatori sanitari. Beh, diciamo che i vaccini riducono appunto i sintomi della malattia, ci proteggono dalla malattia, riducono anche la carica virale, diciamo, nelle infezioni che possono succedere post vaccino, però principalmente il target è questo. Dobbiamo vedere l'esempio di Israele. Israele ha assolutamente deteso tutti i ricoveri ospedalieri vaccinando quasi tutta la popolazione. È vero che sono pochi israeliani, però hanno fatto una campagna massiva e questo ha impattato tantissimo sui ricoveri. E quindi questi anziani che avete voi mostrato, insomma, è molto importante il vaccino perché può determinare appunto una protezione contro la malattia. Questo è fondamentale oggi perché il sistema sanitario di tutto il paese, come di altri paesi, è andato in sofferenza per il numero di ricoveri da malattia da Covid-19 che ha sovvertito tutta l'organizzazione proprio della sanità sia ospedaliera che territoriale. Quindi è assolutamente una pratica da fare e da fare il prima possibile. Dopo una pandemia del genere, ecco, io non riesco a comprendere, forse il mio osservatorio è particolare, ma non riesco veramente a comprendere come si neghi, insomma, l'utilità del vaccino in una situazione del genere. C'è un'osservazione importante da fare che riguarda proprio le persone che si sono vaccinate con la prima e anche con la seconda dose. Non siamo ancora nelle condizioni di poter cambiare comunque i nostri comportamenti, tutte le attenzioni di prima è bene che rimangano. Ma sì, come ho detto precedentemente, i vaccini che abbiamo oggi a disposizione sono vaccini che evitano la malattia, non riescono ancora a ridurre la trasmissione virale, anche se ne riducono sia la carica che la durata. Quindi questo vuol dire che dobbiamo ancora mantenere il distanziamento sociale, l'utilizzo delle buone pratiche per evitare la trasmissione del virus, tra cui l'utilizzo della mascherina e anche il lavaggio delle mani. Però non avere più popolazione protetta, non avere i casi gravi è importantissimo. Poi effettivamente noi non sappiamo onestamente quanto dura l'immunità prodotta dal vaccino né quella prodotta dalla infezione naturale e quindi probabilmente in futuro si faranno delle schedule vaccinali di richiamo come viene fatto per l'influenza e ci sarà un aggiornamento anche delle varianti virali che verranno a mano introdotte nei vaccini.
sicuramente in un prossimo futuro si avranno anche altri tipi di vaccini o vaccini con gli stessi vettori che saranno in grado anche di bloccare la trasmissione del virus molto più di questi attuali. Quindi io direi che il messaggio è di speranza, è un messaggio buono. In questo momento io mi sento di dare un messaggio ottimista. Allora, per quanto riguarda la mappa delle vaccinazioni, dottoressa Zamaro, a che punto siamo nella nostra regione? Siamo ancora sotto al 4%, mi pare? Sì, ma insomma, tanto per dire, comunque se noi andiamo a valutare il numero di dosi che noi abbiamo inoculato sul numero di dosi che ci hanno fornito, siamo all'86%, 87%, quindi ci poniamo a un livello diciamo proprio medio rispetto alle regioni. C'è da dire anche un'altra cosa, che noi abbiamo scelto una politica un po' diciamo ligia a quelle che erano le regole che la struttura commissariale, il Ministero ci davano, ovvero di vaccinare il più possibile, ma di mantenere una quota di scorta per poter garantire in ogni caso le seconde dosi. Quindi ricordo che il ciclo vaccinale si compie in 2 dosi e a distanza di 3 settimane o 4 l'una dall'altra, quindi questo è. Direi che ecco, siamo lì in questa zona. Devo anche dire che tutto sommato le risposte che noi abbiamo sono buone e adesso si tratta, abbiamo questa sera, prima che io entrassi qui in studio, abbiamo ragionato insieme un po' tutti i vertici con il vicepresidente rispetto a quello che sarà un po' quali saranno le categorie che si vaccineranno. E anche qui torno a dire che ci sono categorie che un po' come la disabilità, cioè le persone disabili sono fragili e quindi troveranno prestissimo uno spazio per poter essere vaccinate nelle strutture residenziali, semiresidenziali o al domicilio e soprattutto poi andremo a vaccinare, visto che abbiamo il vaccino AstraZeneca, tutte le, dalle forze dell'ordine alle forze di polizia, insomma tutti quelli che svolgono un servizio di pubblica utilità. Ecco, abbiamo iniziato però già con le scuole e quindi dalle università. Tutte e 3 le università, ricordo ne abbiamo 3 perché ci dimentichiamo sempre la Sissa, non c'è solo Udine e Trieste, inizieranno giovedì appunto domani questa loro vaccinazione dei docenti che si concluderà nello spazio di un paio di giorni. Poi chiaramente seguiranno, accompagneranno gli over 80 anche la categoria e quindi le persone con disabilità e via via le altre categorie. Insomma. Allora, oggi è stata la volta della questura di Pordenone, domani, come ricordava lei, si comincia alle università, poi sarà la volta delle scuole, mi pare di capire, si procede con le scuole. E oggi ci sono tanti settantenni che si chiedono quando toccherà a noi, perché appunto si va a vedere quelle che sono le diverse categorie che sono state appunto individuate dalla struttura commissariale e tutti insomma vogliono sapere quando potrà essere il loro turno. Che cosa possiamo rispondere ad oggi, ovviamente? Sì, allora ad oggi possiamo rispondere questo, che in realtà la scaletta proposta dal Ministero è questa. La prima fase si componeva appunto degli operatori sanitari e sociosanitari e degli ospiti residenti nelle strutture per anziani. La prima fase cosiddetta B, gli over 80, e anche qui divise come abbiamo visto poi in base alla loro fragilità, che per noi sono 108.000 ricordo, e poi darebbe la priorità a tutte le persone fragili, indipendentemente dall'età e man mano a scalare, no, la fascia d'età.
È certo che però diciamo così, questa scaletta si è diciamo un po', non è stata poi, cioè si segue ma fino a un certo punto, perché abbiamo poche dosi di vaccino con cui possono essere vaccinati anche i settantenni e gli ultrasettantenni rispetto alle dosi di vaccino che ci arrivano e ci arriveranno, che ci consentono di vaccinare invece quella che è la sesta categoria, ovvero sia diciamo, dalle scuole alle persone che svolgono un servizio di pubblica utilità. Quindi è questo diciamo, il problema, no? Anche perché devo dire che ad esempio il vaccino AstraZeneca da noi è stato, AIFA ha sicuramente consigliato e imposto un uso al di sotto dei 55 anni, mentre in Italia, mentre in Francia e in Germania l'uso di AstraZeneca è, diciamo così, il ventaglio è più aperto perché si usa dai 64 anni in giù, insomma. Quindi anche questo pare che ci saranno probabilmente delle aperture, mi pare di aver capito, da parte di AIFA, ma insomma per il momento noi dobbiamo attenerci a queste disposizioni. Sì, anche oggi proprio si parlava di questo, mi sembrava di aver capito che ci fosse già un via libera per AstraZeneca fino ai 65, ma insomma attendiamo tutte le conferme in tal senso. Torniamo per un momento agli over 80. In questi giorni anche la nostra redazione ha ricevuto tante telefonate di persone appunto che chiedevano informazioni su come muoversi. Abbiamo visto anche le code davanti alle farmacie dei diretti interessati o dei loro familiari che volevano appunto prenotare la vaccinazione. Qualcuno ci ha posto questa domanda: siamo ultra ottantenni, siamo autosufficienti ma non siamo in grado di spostarci, non siamo nelle condizioni di poter raggiungere i punti di vaccinazione. Come possiamo fare? C'è insomma una possibilità che qualcuno ci venga incontro? Che cosa possiamo rispondere a queste persone? Allora, a queste persone possiamo rispondere che i distretti della nostra regione, i distretti sociosanitari, stanno lavorando assieme anche ai medici di medicina generale per capire e valutare con dei criteri comuni le persone che possono o non possono spostarsi e quindi devono essere vaccinate a domicilio rispetto a quelle che invece possono magari essere trasportate, no, da casa, dal domicilio al punto vaccinale più vicino. E poi ci sono gli autonomi. È chiaro che questa valutazione viene fatta in questi giorni, si cerca di incrociare quelle che sono le liste delle persone che si sono prenotate direttamente o attraverso i familiari e le liste in nostro possesso che rappresentano e annoverano delle persone affette da fragilità, diciamo, che noi abbiamo rilevato con il progetto Prisma 7. E quindi ci saranno, in realtà ci sono tre diciamo così, casi: il caso in cui la persona è seguita dall'assistenza domiciliare integrata e non può spostarsi e verrà vaccinata a casa, ci arriverà un medico e un infermiere. È chiaro che in quel caso lì ogni turno infermieristico e medico che si muove non potrà vaccinare se non 6, 10, se siamo fortunati, diciamo, persone a turno, proprio perché bisogna tener conto del tempo della vaccinazione, dell'osservazione post vaccinale e del tragitto, no, di andata e ritorno che l'equipe deve compiere. Poi c'è ci sono quelle persone che invece possono essere trasportate al punto vaccinale, allora lì la cosa cambia, è più semplice, e poi le persone autonome che chiaramente raggiungono i loro punti vaccinali. Cioè abbiamo aperto molti punti vaccinali, come già sapete, proprio per dare spazio a queste persone e evitare spostamenti, lunghi tragitti anche faticosi o tante volte impossibili per queste persone.
Grazie allora anche per queste precisazioni, così insomma abbiamo dato delle risposte alle domande insomma, che i cittadini si pongono. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torneremo a parlare di questo virus, cerchiamo di capire come viene studiato anche qui nel nostro territorio. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio, abbiamo ancora qualche minuto di tempo da trascorrere insieme, parleremo del sequenziamento di questo virus, cercheremo di capire come viene studiato qui nel nostro territorio. Insomma, ci sono anche delle innovazioni sul fronte della ricerca, sul fronte della battaglia contro questo virus che sono proprio nate nel nostro territorio. Vado dal dottor Tascini, perché una di queste novità riguarda i tamponi salivari. Vuole insomma spiegarci di che cosa stiamo parlando e come possono venirci in aiuto in questa battaglia? Ma sì, è stato sviluppato qui ad Udine grazie al laboratorio diretto dal professor Curcio e con, si direbbe in joint venture con una industria locale, un metodo per fare in modo di amplificare l'RNA virale dalla saliva, perché la saliva è ricca di proteasi e RNasi che degradano, se no rapidamente, il virus, e quindi il test potrebbe venire falsamente negativo. Ora, la saliva si dimostra, la rilevazione dell'RNA nella saliva è efficace come quella nel tampone nasofaringeo, e quindi qui apre subito questi dobbiamo completare lo studio, ovviamente devono completare lo studio in laboratorio principalmente, però questo apre uno scenario perché noi stiamo impiegando molti operatori sanitari per effettuare i tamponi nasofaringei. Invece questo potrebbe quindi liberare molto personale, perché uno può produrre il campione, cioè raccogliere la saliva e portarla direttamente ai centri di raccolta. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale è che spesso alcuni pazienti hanno la saliva positiva e il tampone nasofaringeo negativo. E questo è importante perché il virus potrebbe, e forse questo è anche uno dei meccanismi con cui le varianti si diffondono di più, produrre più virus nella saliva rispetto al naso. Cioè anche la variante sudafricana c'è dimostrazione che si compartimentalizza di più nella bocca rispetto al naso, e se ci pensate questo potrebbe spiegare anche la maggiore diffusività, perché noi parliamo molto di più, emettiamo di più goccioline che con la bocca che con gli starnuti, e quindi potrebbe essere anche, oltre più facile da raccogliere, anche molto molto più sensibile e efficace come metodo diagnostico. Quali potrebbero essere le tempistiche? Diceva lo studio ancora in corso. Ma le tempistiche sono a breve la conclusione, perché per essere uno studio adeguato il comitato etico ha chiesto dei numeri consistenti, quindi siamo intorno a, se non erro, intorno ai 1000 pazienti testati, insomma, e quindi siamo vicino alla conclusione. Sicuramente apre degli scenari importanti. Allora, torno dal professor Barbone. Abbiamo aperto la puntata dicendo che insomma, dai dati disponibili non sembrerebbero esserci le condizioni per un passaggio in arancione del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo aggiornamenti in tal senso? Ho appena ricevuto un messaggio dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi in diretta, non lo sa neanche il direttore centrale della salute. Quindi l'RT di questa settimana per il Friuli Venezia Giulia è 0,8, quindi statisticamente significativo, al di sotto di 1. Questo come ricorderete, questo indice di RT si valuta sui soggetti sintomatici e quindi una forte discesa, ma come anche in forte discesa l'RT che riguarda gli ospedalizzati, le persone ospedalizzate. Quindi questo è un parametro
complesso che deve essere molto temporizzato, cioè calcolato nel momento esatto, e quindi ci conferma quello che avevamo stimato anche noi, e quindi diciamo siamo molto in linea con una discesa di tutti i parametri. Vengono confermati anche, sto guardando gli altri 21 indicatori, che ricorderete sono 21 e poi ognuno di questi in realtà si articola in altri 2 o 3, confermano tutti per la nostra regione Friuli Venezia Giulia una riduzione dell'incidenza, una riduzione dell'epidemia, dei focolai e anche dei casi, diciamo, non inseriti nei focolai. Insomma, queste sono buone notizie. Sì, certo, ci preoccupiamo per il colore della nostra regione, ma insomma ci preoccupiamo soprattutto per quella che è l'evoluzione della pandemia. Quindi, insomma, dati rassicuranti, ci pare di capire, confermati dall'Istituto Superiore di Sanità, che abbiamo dato davvero in tempo reale questa sera. Dicevamo di quello che si fa nel territorio per studiare il virus e le sue mutazioni. Abbiamo parlato di sequenziamento. Ecco, anche qui la qualità della ricerca che si svolge nella nostra regione. Sì, la nostra regione ha molti istituti di ricerca di ambito biomedico, ma va ricordato che in regione abbiamo anche degli esperti di ricerca, sono dei ricercatori che si applicano alla sanità pubblica, quindi persone, igienisti, medici igienisti e altro personale orientato appunto verso la prevenzione. Tra questi certamente l'Istituto di Virologia e Sanità Pubblica dell'Università di Trieste, il direttore, il professor Pierlanfranco D'Agaro, che appunto anche rappresenta la regione nella rete dei laboratori che attraverso l'Istituto Superiore di Sanità stanno facendo il monitoraggio delle varianti del virus. Ecco, che cosa significa sequenziare il virus? Quali informazioni vengono raccolte e che cosa ci dicono? Sì, beh, come ci ha detto anche prima il professor Tascini, è un virus a RNA che quindi ha una tendenza a mutare continuamente, e quindi andiamo davvero il virus cambia di un giorno all'altro, da una persona all'altra, da un'area geografica all'altra. Noi anzi potremmo usare, dovremmo forse usare anche il sequenziamento proprio per capire in quali situazioni ci sono stati i contagi e dove si sono sviluppati i focolai, perché lasciano anche quindi un marchio del percorso che fa il virus. Quindi è estremamente importante poi studiarne evidentemente l'infettività e ovviamente importante anche valutarne l'impatto da un punto di vista clinico. E questo appunto è quello che succede, quello che accade nel nostro territorio. Torno da Tascini per chiedere anche a lui un commento. Abbiamo dato insomma in diretta gli ultimi dati, abbiamo insomma visto quali sono gli indicatori, qual è la tendenza. Ecco, che significato hanno per chi opera in prima linea questi dati? Beh, finalmente sono buoni, io sono molto contento, anche perché insomma se si riducono i pazienti noi siamo contenti. Io, se posso aggiungere sul sequenziamento, al di là delle eccellenze che ci sono in regione, è necessario fare il sequenziamento in questa situazione. Questa attenzione anche mediatica che c'è sulle varianti, se serve a spingere per il sequenziamento nel Covid-19 ma anche in altre infezioni virali, e rendere il sequenziamento più frequente, più facile in tutta Italia, è sicuramente una buona cosa in generale per il Covid-19 in particolare, ma per tutte le infezioni virali è utile, e quindi avere questi dati è fondamentale. Comunque sono molto contento della notizia che ci ha dato Fabio, perché insomma, al di là del fatto delle chiusure della società eccetera, ci dice insomma che finalmente la curva sta deflettendo, e quindi è una buonissima notizia. Abbiamo tante volte parlato della pressione sugli ospedali. Ecco, come è cambiata nelle ultime settimane la situazione?
Beh, nelle ultime settimane c'è stata una riduzione dei casi Covid su tutti i pronto soccorsi, questa è stata una cosa positiva e adesso c'è la ristrutturazione degli ospedali verso reparti non Covid, fortunatamente, quindi molti dei reparti sono tornati ad accogliere i pazienti che c'erano in passato, quindi abbiamo anche da smaltire delle liste che si sono allungate per ovvie ragioni, però ecco, questa è la situazione che stiamo vivendo, ovviamente meno sui reparti Covid perché, come ho detto, c'è una latenza, però insomma si sta sentendo che la pressione diminuisce. Questa è la situazione, ve l'abbiamo raccontata questa sera davvero in tempo reale. Professor Barbone, prima di chiudere vuole aggiungere qualcosa? Ma vorrei tornare ancora un momento sul discorso del sequenziamento e delle varianti. Proprio all'inizio dell'epidemia l'editore dell'Lancet ci aveva detto: attenzione, dobbiamo essere pronti e fare ricerca che si possa applicare a tutta la popolazione, non soltanto a gruppi selezionati. Noi dobbiamo essere in grado di fare sequenziamento di massa anche nelle popolazioni anche più periferiche della nostra regione, in modo tale che sia davvero rappresentativo. Anche in qualche focolaio, magari lontano dai centri, dobbiamo essere in grado di identificare le varianti, e credo che il nostro sistema di ricerca applicato alla sanità pubblica possa fare davvero una differenza rispetto a una progettazione per il futuro. Grazie. Dottoressa Zamaro, per chiudere, vuole aggiungere anche lei qualcosa? Ma, insomma, penso che anch'io ritengo che sia assolutamente importante che questi indici siano in flessione, e ritengo che sia importante perché non ci si ammala solo di Covid, non si muore solo di Covid, ma bisogna assolutamente conviverci e far ritornare un po' tutti i reparti pian piano alla normalità, e come diceva anche Carlo Tascini, diceva anche Fabio Barbone, ricominciare diciamo, anche a smaltire quelle che sono le nostre liste d'attesa e a far funzionare, diciamo, nella normalità quelle che sono le nostre strutture sanitarie. Grazie, grazie allora a tutti i nostri ospiti per il contributo che hanno dato. Insomma, speriamo di aver dato un po' di informazioni utili, di aver fatto chiarezza su alcuni aspetti. Abbiamo avuto anche l'opportunità di raccontare che cosa si fa qui sul fronte della ricerca nel nostro territorio. Grazie a tutti voi, grazie anche ai tecnici in regia e a voi che ci avete seguito da casa. Grazie davvero, alla prossima. Arrivederci.